sono 27 anni che c'è il corso, io penso un 15 anni che fra virgolette insegno e tanta gente anche continua a correre, quindi è un bel risultato secondo me. Durante questa occasione avete avuto l'opportunità anche di simulare un vero e proprio rally, chiaramente in piena sicurezza. Abbiamo la fortuna che il comune di Gemona, le autorità ce li consentano di fare questo e così praticamente svolgono un rally. Prima 8 serate, poi abbiamo avuto anche un sabato intenso di prove pratiche sia in un'officina dove si noleggiano auto più prove di controlli orari e abbiamo fatto anche sulla Monte di Mures, abbiamo fatto le ricognizioni, gli abbiamo dato un radar e loro hanno fatto il giro come fossero delle ricognizioni vere coi piloti. Poi c'è una bella soddisfazione anche rivedere chi poi ha fatto il corso, correre e diventare navigatori, tra virgolette navigati. Sì, questa è la cosa quella che ti riempie più il cuore e poi quando le vedi in campo gara e che poi ti continuano a chiamare, a chiedere consigli, è la soddisfazione più grande. Noi vogliamo che il corso non sia un corso e finito come corso, di tenere una continuità e creare un gruppo. Difatti anche con i corsi precedenti poi ci si trova a bere qualcosa, a parlare, a chiacchierare, a confrontarci e vengono anche a darci una mano perché lungo il percorso sono fra virgolette i vecchi allievi che ci danno una mano. Corso organizzato alla perfezione anche con questa giornata qua con le macchine da rally molto bella. Quando sei partito per la prova pratica, i primi metri, emozione unica immagino. Sì, un po' di emozione, cioè abbastanza emozione, però mi sono trovato subito a mio agio col pilota che mi ha guidato oggi, per cui controllata. Tutto questo è arrivato però dopo tante serate dure anche e impegnative sotto l'aspetto ovviamente teorico. Sì, serate molto formative con tanta gente, tante persone del settore che hanno portato la propria esperienza molto utile, anzi fondamentale. E adesso bisogna fare il salto. Adesso speriamo di salire in macchina e fare qualche rally in zona, dai. Intanto in zona. Com'è nata l'idea di fare il corso e diventare poi navigatrice? Diventare navigatrice aspettiamo ancora un attimo, comunque il corso sono un po' appassionata di motori, quindi abbiamo detto vabbè proviamoci e quindi è andata così. Oggi la prova pratica, hai rotto il ghiaccio? Ho rotto il ghiaccio e direi che è andata molto bene, molto bello. Allora, leggere le note non è semplice, ti sei trovata subito a tuo agio, hai avuto un pilota che ti ha aiutato? Non è effettivamente semplice, però comunque il pilota mi ha aiutato in certi momenti in cui io chiedevo delle cose e comunque essere poi lì sulla macchina poi viene tutto un po' più automatico. Il passo successivo quale sarà? Non lo so ancora. La speranza è quella di trovare un pilota che ti possa così dare l'opportunità di affiancarlo. Magari sì, dai, ci penseremo, ma speriamo. È il sogno nel cassetto di un rally? Quale potrebbe essere che i rally? Questo non ci ho ancora pensato, comunque giocando in casa forse l'Alpi Orientali. Alvise da Mestre non ho voluto mancare a questo appuntamento Corso Navigatori con un gran finale. Sì, il finale è stato spaziale, cioè troppo bello, bellissimo, soprattutto l'organizzazione è fantastica. Abbiamo fatto 2 volte la prova speciale, quindi abbiamo provato bene le note e adesso c'è solo voglia di iniziare a far gare, cioè bisogna. Guarda, ti dirò, è da tanto tempo che volevo iniziare, poi come al solito altri impegni ti tengono distante, ma anche se stai sempre vicino al mondo delle corse in altra maniera, quindi quest'anno era obbligatorio. Fra 2 giorni è il mio compleanno, quindi voglio dire, meraviglia, perfetto regalo. Prossimo passo fare un rally. Prossimo passo la licenza subito e poi speriamo già da quest'estate di trovare qualcuno che ha bisogno di un naviga non più giovanissimo ma molto appassionato, quindi siamo pronti.